Amiche e amici, bentornati a Qui c'è un quiz in compagnia del nostro campionissimo Agostino Paiusco. Buonasera a tutti, ciao carissimo presentatore, buonasera. Agostino, complimenti ancora, vuoi approfittare per salutare qualcuno a casa, che so, i tuoi genitori? No, purtroppo ho perso i genitori quando che ero piccolo. Mi spiace. Cioè no, nel senso che eravamo a Gardaland, c'era uno smerdaglio di gente, li ho persi tra la folla, mi ho più cattati. Pensi che sono rimasto a Gardaland per 25 anni a cercarli, non li ho mai cattati. A Gardaland. Sì, non potete... Lasciamo stare. Manteniamo la speranza che un giorno forse li ritroverai. Sì. Magari. Ma questa sera sei qui per giocare a Qui c'è un quiz in compagnia ancora di un concorrente da casa, un tuo compagno da casa, scelto casualmente dal nostro cervellone elettronico. Sentiamo un po' chi ha scelto questa sera il nostro cervellone. Pronto? Sì, sento la voce che... Chi è che parla? No, sentiamo lei chi è? Io sono Duilio Scantamburlo e voi? Incredibile! Qui c'è un quiz ancora Duilio Scantamburlo! 3 volte di fila! Ma quelli a televisione? Sì! Ancora? Eh sì, Duilio Scantamburlo è stato scelto casualmente dal nostro cervellone elettronico. Che forte! Scusate, ma mi chiamate ogni sera ormai? Casualmente cosa? Il cervellone elettronico vostro deve aver fatto un ictus? Signor Duilio, lei è simpaticissimo e con Agostino Paiusco formate una coppia perfetta, direi. No, noi esageriamo quelle parole però, Allora, ma questa sera... premi si vince qualcosa? Certamente, questa sera il Montepremi è una cena per 2 persone, appunto per lei e Agostino Paiusco, del valore di 500 euro. È contento? Mi è già passata fame. Simpaticissimo. Ma allora, questa sera il suo ruolo, Duilio, è molto semplice. Dovrà fare da supporto per il nostro campione. Qualora il nostro campione non rispondesse correttamente o non sapesse la risposta alla nostra domanda, può rispondere lei. D'accordo? Molto semplice. Ok. Allora, è molto facile. Sì. Serie TV anni 80. Non la sai? 80, Però aspetta, forse. perché è molto semplice. Intendo. Come si chiamava il cugino di Luke, protagonista della serie Hazard? Facilissimo. Anni 80 io Anni 80, ero cugino di salato dentro Gardaland e Prezzemolo non mi permetteva di guardare la televisione. Sì. Vabbè, non ti preoccupare, Agostino, non ti preoccupare, non ti abbattere, perché abbiamo da casa il nostro Duilio Scantamburlo. Allora, Duilio, ha capito la domanda? Come si chiamava il cugino di Luke, protagonista della serie Hazard? Duilio! Ma era un telefilm? Sì, lo davano Ma la lo faceva mattina. quando? La mattina. La mattina mi davo a lavorare e non so. Ma è famosissimo. Accidenti. No, non so la risposta, io Come? boh. Risposta esatta! Bo e Luke! Sul serio? Incredibile! Grande Mamma Duilio! mia, Duilio, è fenomenale! La risposta Che forte, signor Duilio! Ma lei si rende conto della bellezza che, a parte la serata che passeremo insieme, il rapporto che si è instaurato casualmente in queste 3 serate tra me e te? Io ti vedo un po' come il papà che non ho mai avuto, signor Duilio! Mamma, che gioia straordinaria le parole di Agostino! Cosa dice Duilio? Che cosa? Cosa dico? Cosa? Signor Duilio, devo fargli una proposta! Fermi tutti! Vuoi essere tu il mio papà? Che scoop! Sentiamo la risposta di Duilio! Sì! Voglio Sì! essere io! Cielo! Che grande È emozione! giusto che tutti abbiano un'opportunità. Grazie papà! Ti prometto che saremo insieme tutto il weekend. Agostino, preparati che sabato mattina vengo a prenderti e ti porto a fare il giro. Grazie, dove mi porti? A Gardaland. Addio. Beh, ci sentiamo alla prossima puntata di Qui c'è un quiz! Non voglio andare a Gardaland. Che ti diverti.